Bene, Cattausa, questa puntata nuova di Poggio se sono, oggi siamo in una location, come si dice in inglese, un luogo differente del solito, che è il teatro Antas di Santo Sparao, che a questa occasione arriva la presenza di una truppa musicale che è Apollo Beat Sassarese, che punti oggi in Castello con questa bella serata in su Jester Club in 6 a Roma. Ben Cattausa, ben arrivato. Altrettanto. E Tavarri, tutto a posto? Tutto a posto, abbiamo fatto un bello viaggio. Andava bene, come è nata? Sugli a posto e a posto. Sul mare, vedi un vago... Movio? Andava in mera. Sì, sì. Ma sono atterrato solo tranquillo. Tutto a posto, me lo sai. Sì, sì. Santos, non lo cominciai poi, siamo con Giuseppe Bulla e Alessandro Carta, i punti d'uso dei rappresentanti. Quanto sei in questo gruppo? Quanto... No, è mancante. Sì. Cioè, in rappresentanza ci sei usato. Sul gruppo è Sese, no? Sese. E da poi... Sassarese sì. Sì, Sassarese. E da poi va l'altro musicista, sa chi... A giro del suo gruppo, non sai. A fare il spettacolo e insomma... Un collettivo. Un collettivo musicale, ci si nala, ora si impara questo vuoto collettivo musicale, andava bene. Questa cosa che Bruso, ascoltando sull'ultimo disco, ma conoscendo questa storia di questo gruppo, questa prima cosa che mi viene da conca è il fatto che Apollo Beat è un po' con musica, ma un vinto a meta cinema a intro o no? C'è questa cosa, che sul cinema è una roba importante di questa produzione di usato. Come ti nasce di questa cosa? Nasce come una passione per la musica degli anni 70, della musica sul cinema, della colonna sonora, di autori come Piero Piccioni, Armando Trovaioli, Piero Umiliani. De Piero Umiliani suonavamo su un brano. Però noi effetti a pigliare questa musica, ascoltare questo suono degli anni 70 e tu fai di usato. Questo è il fatto che usato con il cinema e si è fatto altra cosa pure, nel senso che a un certo punto è stata a pillo questa cosa, questa web serie, no? E te questa cosa? Io vedo vuoi dai? Pure io c'era un gioco, no? Abbiamo cominciato così con un paio di amici, Michele Gagliani, e pure a fare un film, così. Un film proprio? Ma facciamo un film, facciamo una cosa, andiamo a Hollywood, sta detto così, no? E così abbiamo cominciato, però la cosa bella era riuscire a sé suonatori, musicisti e pure attori, no? E tanto abbiamo lavorato a questo progetto, si chiama Apollo Beat la serie, e abbiamo fatto solo una base, ma è andata bene perché ci siamo divertiti e abbiamo fatto inventato una storia degli anni 70, un'ambientazione un po' noir, così si dice in sassarese, noir. Noir sassarese, vero? Sassarese. In Sassari abbiamo lasciato un po' di gente che ci ha aiutato per realizzare questo film, ha lasciato una bella avventura. E questa cosa sagatta esibito il premio lavoro. In YouTube si pone Apollo Beat la serie, per la prima puntata che no, non voglio dire nulla. Non ne reso nulla, ma la stessa sorpresa. Era una parte della storia di Apollo Beat, era solo un momento, no? E a base abbiamo fatto un disco. Vabbè. Certo. Ma la cosa principale di questo gruppo è la musica. Certo, è normale. No, però mi piace da comprendere perché non proso questa passione che ci viene, questa cappia che ci viene tra cinema e musica, che a voi a Sapini questa è la base del suo lavoro di usato. Per me, sì. Ho conosciuto la musica strumentale, sì, si può andare certo. Quando viveva fuori, viveva in Inghilterra,
mi sono innamorato della musica italiana, no? È strano quando vivi fuori come ti si dice? Ti torna a accostare a sa musica italiana, certo. Su Cotturrato abbiamo cominciato a ziccare per suonare le cose. Ha già ciappato Diego Ganga, Diego Moretti, diciamo gli antichi dell'Apollo Beat. Era sì per giocare in sala, abbiamo cominciato e facciamo i noghi pieni di dinà. Beh. Ascolta, questo sul disco nuovo Sfera, sul secondo disco di Osatro, o no? Sì, sì. Sul primo viene un disco autoproducio, cioè sì. Autoproduzione, vero? Sì, totalmente. E qual è la differenza per un anno di vai un disco in autoproduzione e deve essere un disco con un'etichetta non dia a manna e con nota in tutto il mondo come ti sai Irma Records? Prima di tutto ti lo domandai, questa che è la stessa differenza per un anno? E poi come ti sei arrivato a questa etichetta? Questo lavoro l'abbiamo fatto lo mattessi noi. Abbiamo registrato tutto, potremmo dire, la Midday autoprodotta e la Midday prodotta. Così, la differenza è la principale è che quando lavora con qualcuno che è professionista, deve essere professionista tu pure. Certo. E la differenza è mano. Però lo stesso è bello che hai sempre di cambiare consigli, hai sempre qualche cosa quando tieni una duda, no? Quando un dubbio, come ti da qualcuno che fa più esperienza, no? Certo. È una cosa che fa crescere il progetto Buru e la gana di suonare. Certo. E hai fatto, come ti funzionava? Ho usato fare questa produzione e poi mandai a Isus cose da ascoltare. Il lavoro fatto. Finito. Ed è fatto. E diranno a cucciato e biazzuto. È pure difficile inviare a cosa e la gente che raccoglie, no? Certo. Le discografiche sono sempre piene di cose da ascoltare. Però abbiamo avuto forse una, qualcuno ci ha aiutato per chiedere lo cucciavano. E noi ci hanno chiamato, le abbiamo dato il lavoro e abbiamo cominciato a lavorare. Bene. E voi sei in giro magari con questo, a fare conoscere questo disco? Siamo cominciando. Siete cominciando. Si dà questa, cioè, suonare fuori da Sardegna, immagino di sì, e fuori pure, no? Dobbiamo andare a suonare in Bologna, a Roma, abbiamo un paio di concerti. Però stiamo lavorando per fare una bella promozione del suo lavoro. Andava bene. Questo periodo si ascolta questo disco live e usava una cosa di grande importo, come ti riesci a porre su di un palco un disco particolare come in Sfera, perché è un disco bello traballoso, bello stentoso, cioè ci vuole una marea di suono. Come ti si fa a trasferire questo suono di un disco fatto in un live? Si fa un mazzo così. Rispondi. Ma abbiamo dato su Sara, Deo so uno dei suoi musicisti che girano, no? Tornano. No, per parlare che Deo non bisogna di si incomincia. Andava bene. Deo non ha nemmeno registrato su disco. Però io commente è nascido su tribaglio. Quanto tempo bacchetto può ascoltare, può fare il corso compartito. Che tutti si toppaiano in saletta e finché solo vuoi ascoltare musica, certo. Poi si passare la musica che gli piace, puoi ascoltare tutto su un pari. E pagate queste ispirazioni loro? Potete essere? Sì, sicuramente. Da chi hanno deciso di si vogliono registrare, non sanno avuto sul problema di come
facciamo a fare uno disco che possiamo suonare finché sono live in suo concerto. Certo, certo. Infatti su chi esce da pizzo dal suo concerto e se su sono quasi preciso A suo disco. Ah, quindi se si riesce a fare questa cosa. Giuseppe Annato, se abbiamo un mazzo così. Certo. Capite, è stato un trabalho umano per resessere a tornare questa musica del suo disco fino al suo palco. Anda bene. Chi depese scioverai un genere musicale che può essere su Deus Atros, narioso Apollo Bita è un gruppo musicale che va di questo genere musicale, come ti definire? Io faccio un paio di definizioni. Una base tutta inglese però. Anda bene. Una la chiamata Easy Prog, a che è facile. Facciamo un blog ma non siamo così bravi. L'altra Afro Space, che sono un bel bello. Sì. Afro Space, che siamo un po' garedo afro, abbiamo un sacco di De sonicetto, così. Però siamo un po' garedo spaziale di ora. E l'altra è Italo Funk. Siamo un po' garedo pizzaglioli. Questo groove intro però, certo. Ma un genere vero non ti lo so di, facciamo musica, la che si biazzi. Anda bene, certo. C'è un po' garedo vintage, però già lo che siamo vendendo a rigosi nuovi, che già stiamo suonando in sala, sono diversi. Già è diversa, sa. È diverso. La cosa bella che stiamo cominciando a fare, abbiamo pure i canotti, è che stiamo un bel, suoniamo tutti quanti gli strumenti. Ah, bello questo. È una cosa bella, si divertiamo un bel. Su spazio ci deve essere sempre. Fate se però, si castello su esatto, si è fatto bessi pupizza su un videoclip di una canzone liata del suo disco, che è in luce. Quindi si castello su videoclip e apposta si torna su può essere regionato. Andava bene. Più veloce di te. Senti la mia voce, anni luce.
visto su videoclip di Luce, mi piace un metodo, insomma, spero che ovviamente i telespettatori di EIA TV possano apprezzare. L'ultima domanda prima di vai tornare su chi vi si vedendo, pianta vendi su soundcheck, che questa è una cosa più di importo, poi i musicisti sapete che noi questa serata andando si va benedici. Allora vai una domanda avete usato su Sassaresi e dopo sempre apprezzato questa città di Sassari, avete sempre fatto nascere metadrumas musicali diverse per questo genere, ma che si punti fatta a conoscere fuori al lavoro, hanno detto sempre un grande rispetto e grande critica positiva. Si intendesi parte di questa scena, sei amico con i altri che sono a Sassari e poi tu meta ospita lavoro in sul locale vuoi traballa? Posso traballa. Come ti si intendesi? Parte di una scena o no? Scena. È cambiato tutto. In 10 anni è cambiato tutto. È un momento 10 anni fa, ci conosciamo tutti e tutti quanti suonavano. Ora è un po' diverso, visto che si come noi, che hanno i 30 anni e più, che suonano e si offendono cose di potremmo dire... Di qualità, no? Certo. Ci conosciamo, ci ripetiamo tutti quanti, però è cambiata in Sassari pure la modalità di suonare, no? La gente suona in casa con il computer e producer, ma si dice così. È una scena, un'altra cosa, no? E si conoscono, hanno relazioni, connessioni, così si dice. Io sono curioso per questa scena. Siamo curiosi, vogliamo conoscere tutta la scena nuova e sono pure contento che sono vedendo enti progetti nuovi che sono nascenti. Sì, fai un nome, c'è qualcuno che ti piace più esatto. Ah, nome non se ne va. Andava. Infatti ne fate due, no, quindi è un bel, tutto nel blues, nel reggae, nel cantautorato, quindi sono un bel, non posso fare un nome, ma basta andare in Facebook e si acciappa tutto. Lo che è buono è che in Sassari va sempre la gana di sci. Chi ha fame di far sentire, che ti dà chi ha voglia, no? Chi ha voglia nel balco, che la gente già si innamora. È positivo questo. Va bene, Dio ti do grazie per essere stato ospite di Cosa Nostra, di Guido e Sono, e ti faccio i miei auguri su concerto di costumeria e si torna a vedere o in Sassari o in Castello, che è la chiesa. E in bocca al lupo per questo disco puro. Andava bene, grazie, alla prossima.